Buongiorno e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Festa della Repubblica, le manifestazioni anche in Sicilia, a Catania celebrazioni in tono minore. La città è ancora scossa per la morte del pasticcere ucciso a Ognina. Il prefetto Signoriello annuncia la convocazione di un comitato per l'ordine e la sicurezza. Omicidio di Ognina a Catania, il GIP convalida il fermo del parcheggiatore abusivo straniero, parenti e colleghi di Santoré ancora sconvolti dopo l'omicidio, domani l'autopsia. A TG Sicilia parla il cognato della vittima. Messina rigettata la richiesta di perizia psichiatrica per Stefano Argentino, il ragazzo che lo scorso marzo ha ucciso a coltellate la studentessa universitaria Sara Campanella. Nuova eruzione dell'Etna, crolla parte del cratere di sud-est, forti esplosioni, emissioni di lava e nube alta alcuni chilometri. Allerta rossa per l'aeroporto che resta al momento operativo. La Sicilia fa il pieno di turisti, a Catania visitatori in centro storico, tra musei e siti archeologici aperti. A Messina riaperta la cripta del Duomo. La politica, Anthony Barbagallo riconfermato segretario regionale del Partito Democratico, ma non si placano le polemiche interne tra le correnti. Calcio, Pippo Inzaghi sempre più vicino alla panchina del Palermo, il nuovo tecnico potrebbe essere annunciato in settimana. Basket, la corsa del Trapani verso la finale scudetto è sempre più in salita, i Granata sconfitti anche in gara 2, la prossima sfida in casa del Brescia sarà decisiva. Ancora buongiorno, apriamo con le celebrazioni per il 2 giugno, la festa in onore della nascita della Repubblica da Palermo a Catania, celebrazioni e manifestazioni in tutte le principali città siciliane. Nel capoluogo etneo la città però è ancora scossa per la morte di Santoré. Il prefetto Signoriello annuncia un imminente comitato per l'ordine e la sicurezza. Il servizio di Emanuela Corsi. Libertà, democrazia e unità, ma anche lavoro. Il 2 giugno si festeggiano i valori fondanti della Repubblica Italiana con tante manifestazioni per il 79° anniversario della sua nascita anche in Sicilia. A Palermo, in piazza Vittorio Veneto, davanti al monumento dei caduti, il prefetto Mariani ha deposto una corona di alloro alla presenza di diverse autorità civili e militari, tra cui il sindaco di Palermo La Galla e l'assessore regionale Nunzia Albano. Noi non celebriamo solamente la Repubblica, ma celebriamo un sistema democratico che ci ha garantito 79 anni di pace, di sviluppo, di prosperità, di diritti diffusi. A Catania alle 9:30 il neoprefetto Signoriello ha reso onore ai caduti per la patria con la deposizione di una corona d'alloro nell'atrio del municipio. Poi la cerimonia si è svolta in piazza dell'Università alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose e degli studenti di diversi istituti di Catania e provincia. Questi richiami all'unità devono costituire un monito, nello stesso tempo un fremito per ciascuno di noi, ma dobbiamo vivere quotidianamente questa condizione sentendoci fieri della nostra bandiera, della nostra identità italiana, del nostro essere italiani. La Repubblica è fondata sul lavoro e sappiamo quanto è difficile mantenere il lavoro nella nostra Sicilia, nelle nostre strutture, sia per tutta una storia che ha portato magari a renderlo precario, a impoverirlo, ma il futuro è nel lavoro. Una festa sottotono in una città ancora scossa dall'omicidio di Santoré, il giovane pasticcere accoltellato da un posteggiatore straniero. Proprio il tema della sicurezza è stato al centro della giornata, con il prefetto che ha annunciato un imminente tavolo. Mercoledì ho convocato un comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica nel corso del quale verrà fatto un focus specifico e vedremo all'esito di questo incontro che cosa verrà fuori. E adesso lo avete sentito dal prefetto Signoriello, apriamo la pagina che riguarda l'omicidio di Santoré a Ognina. È stato convalidato il fermo del parcheggiatore straniero incastrato da 2 testimoni e dalle telecamere di videosorveglianza. Al nostro TG parla il cognato della vittima, il servizio. I poliziotti sono venuti a casa a portare per le cose della magistratura e trovavano i confetti che dovevano venire i parenti a visitare la bambina, invece oggi vengono per fare le condoglianze.
Dolore e rabbia nelle parole di Salvatore Fabio 40, cognato di Santoré, proprietario dell'omonima pasticceria, che dopo 2 giorni di lutto ha riaperto i battenti. Non ci sarà più Santoré, 30 anni, padre da 2 mesi, ucciso da John Obama, originario dello Zimbabwe, parcheggiatore abusivo con precedenti penali e senza permesso di soggiorno. Il GIP ha convalidato il provvedimento disponendo la custodia cautelare in carcere. Ben 3 legali hanno rinunciato al mandato. Ad incastrarlo 2 testimoni oculari e le immagini delle telecamere che hanno permesso di ricostruire tutte le fasi dell'omicidio. Santoré, terminata la giornata lavorativa, si è avviato verso la macchina parcheggiata nella discesa che conduce al porticciolo di Ognina. È a quel punto che John Obama gli si è parato davanti. Dopo qualche secondo il 37enne ha sferrato alcuni fendenti in direzione del giovane, che ha provato invano a difendersi indietreggiando. La vittima, nonostante le gravissime ferite, è fuggita in direzione del bar 40 dove lavorava per chiedere aiuto, poi è stramazzata al suolo. Una ricostruzione che viene confermata dal cognato. Ma lui è smontato, si è fatto fare le 2 granite, le 2 brioche. Il mio collega anzi le ha detto: te ne do 3, guarda, così te ne mangi una in più, per scherzare, voglio dire, nelle cose. Stava rientrando a casa da sua figlia da 2 mesi. Poi lo sfogo legato ai precedenti penali dell'assassino. Dice che aveva un foglio di espulsione in tasca, ma il foglio di espulsione per me non serve a niente, voglio dire, in tasca. Bisogna, voglio dire, cosa succede? Metterlo in camera di sicurezza, se ne raccolgono tutti questi pericolosi e si mandano al paese. Restano le lacrime, i fiori e lo strazio della famiglia, rappresentata dall'avvocato Coco. Un sentito appello all'intera cittadinanza e soprattutto indirizzato alle istituzioni affinché questo dramma familiare di immensa portata possa condurre a delle soluzioni concrete di aiuto per questa giovane mamma e per questa piccola figlia in tempi celerissimi. Adesso parliamo del femminicidio di Sara Campanella, avvenuto lo scorso 31 marzo a Messina. Il GIP ha negato la perizia psichiatrica per Stefano Argentino. Il servizio di Francesco Triolo. Niente perizia psichiatrica su Stefano Argentino, il giovane detenuto con l'accusa di aver ucciso Sara Campanella nel pomeriggio del 31 marzo a Messina. Il giudice per le indagini preliminari Eugenio Fiorentino ha respinto la richiesta presentata nei giorni scorsi all'avvocato Giuseppe Cultrera, difensore di Argentino, che aveva sollecitato l'avvio di un incidente probatorio proprio sulla valutazione dello stato psichico del giovane. L'avvocato di Argentino aveva motivato l'istanza sottolineando che il padre delle ragazze in cura per un disturbo psichiatrico dal 2016 aveva allegato una dettagliata relazione firmata dalla madre del giovane, nella quale si descriveva la situazione familiare. Nonostante queste argomentazioni, il giudice ha deciso di non autorizzare l'incidente probatorio. La decisione, tuttavia, non esclude che una perizia psichiatrica possa essere disposta nel corso di un eventuale processo. L'avvocato Cultrera starebbe valutando anche l'ipotesi di presentare ricorsi in Cassazione. E ancora emergenza spaccate a Palermo, non solo episodi che avvengono nel centro storico, ma i furti con vetrine in frantumi vanno in scena ormai quotidianamente anche in periferia. Commercianti e residenti sono esasperati, dicono: siamo ormai rassegnati. Il servizio di Marco Gullà. È una situazione insostenibile perché la notte noi commercianti non dormiamo più. Siamo ridotti a fare delle barricate con delle piante, come potete vedere. Esasperati, quasi rassegnati, come questo commerciante. A Palermo è ormai emergenza vetrine spaccate. Non solo nel centro storico, furti e rapine travolgono anche le periferie. Qui siamo al CEP, la vetrina di una farmacia in frantumi, il bottino di pochi euro. Una volta dentro la farmacia si sono buttati sulla cassa senza neanche considerare i prodotti esposti sugli scaffali. Siamo nelle mani di nessuno perché comunque non ci sentiamo tutelati neanche dalle forze dell'ordine, perché capisco che sono a ridotto di personale, ma non ci sono volanti la notte che girano. Abbiamo paura ogni mattina di trovare un'attività aperta, abbiamo paura ogni mattina di capire a chi è successo, perché poi alla fine ci conosciamo un po' tutti, quindi è un dispiacere continuo. Quindi questo chiediamo, più controlli per favore. Rapine, furti, paura. Commercianti e residenti chiedono un intervento concreto da parte delle istituzioni. Però ora ogni notte sistematicamente, è una cosa da film, c'è una cosa reale, noi non siamo preparati anche psicologicamente a sostenere una cosa del genere.
Qui c'è il deserto, già alle 8 c'è il deserto, la gente scappa, va via perché ha paura. Il modus operandi dei banditi è sempre lo stesso: auto a forte velocità contro la vetrina che va in frantumi, blitz nell'esercizio commerciale e successivo furto, così come nel centro storico, dove i commercianti fanno anche le ronde per proteggere le loro attività. Niente, noi ogni mattina siamo curiosi di capire se la cinesca verrà spaccata e non penso che sia una cosa normale. Adesso cambiamo argomento, ci occupiamo dell'Etna. Il vulcano torna a farsi sentire e soprattutto a farsi vedere, perché da questa notte è ripresa l'attività eruttiva ed esplosiva. Queste spettacolari immagini nel servizio di Orazio Longo. Forti esplosioni e una grossa nube nera alta 6 km, l'Etna torna a farsi sentire e vedere con l'attività eruttiva ed esplosiva che ha ripreso in modo corposo a provocare la fuoriuscita di materiale incandescente. Secondo l'Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Catania sarebbe stato un flusso piroclastico probabilmente prodotto da un collasso di materiale del fianco settentrionale del cratere di sud-est. Il materiale caldo, da osservazioni preliminari, sembra non aver oltrepassato l'orlo della Valle del Leone. Contestualmente l'attività esplosiva dal cratere di sud-est è passata a fontana di lava. Valori alti tendenti a salire e la localizzazione della sorgente del tremore ricadente a quota 2800 metri. L'attività, oltre ad alimentare un piccolo trabocco lavico dal bordo meridionale del cratere di sud-est, provoca una modesta colata lavica in direzione della Valle del Bove. Il modello previsionale indica che la nube eruttiva prodotta si disperderebbe in direzione ovest-sud-ovest. Registrato anche un aumento dell'attività infrasonica, la cui localizzazione rimane circoscritta nell'area dei crateri centrali. Dal punto di vista sismico, i valori dell'ampiezza del tremore sono elevati con tendenza ad ulteriore aumento. In ambito aereo, dapprima rosso, poi arancione, è di nuovo tornato rosso il segnale Vona per l'allerta voli. Non si sono registrati problemi per gli aerei in arrivo o in partenza a Fontana Rossa. E queste spettacolari immagini saranno state viste anche dai numerosi turisti che in questo lungo fine settimana del 2 giugno hanno affollato tutte le città siciliane per godersi un assaggio di estate. A Catania anche oggi, tra musei aperti e siti archeologici, fa il pieno di turisti. Il servizio di Desiree Ferlito. Un lunedì che sta di domenica, il lungo ponte del 2 giugno è l'occasione perfetta per staccare dalla routine e godersi un assaggio d'estate per chi vuole approfittare del sole, ma anche un'occasione perfetta per godersi Catania e per lasciarsi sorprendere dalle sue bellezze tra cultura e sapori locali. Abbiamo appena mangiato una scorpacciata di paste incredibile. Where are you from? Germany. Do you like granita? Yeah, very good. We are from New York. Da dove venite? Dalla Svizzera. Do you like Sicilia? Siamo arrivati qui ieri sera e abbiamo trascorso un paio d'ore passeggiando per il centro. Per ora ci piace. In occasione della Festa della Repubblica tutti i musei e i parchi archeologici saranno accessibili gratuitamente. La città è piena di turisti. Catania diventa un gioiello del turismo in Sicilia. Trasferiamoci in Sicilia definitivamente perché è spettacolare davvero. Oggi musei aperti, ne avete approfittato? Oggi i musei aperti non ne abbiamo approfittato, ma sapevamo. Stavamo valutando qualcosa, adesso valutiamo e vediamo cosa visitare nel pomeriggio. La prima cosa che vediamo, siamo venuti a vedere, appena arrivati siamo venuti a vedere Sant'Agata. Che cosa avete in programma? Taormina e vediamo conforme la giornata cosa decidiamo. Complice la giornata estiva con temperature fino a 27 gradi, la via Etnea è divisa in due. Turisti e residenti preferiscono senza dubbio percorrerla all'ombra. Sembra un corteo perfetto. Il Duomo fa da sfondo a incorniciare una giornata che sembra inaugurare la stagione estiva. Io sono un catanese, diciamo, che manca da 30 anni. Guardiamo un po' di cose storiche. E sempre a Catania è stato portato a termine il restyling di Piazza Michelangelo, uno degli snodi centrali della città, completamente riasfaltata la pavimentazione, ampliate le aree verdi e le aiuole, pur rispettando e preservando le radici degli alberi esistenti. Grande attenzione è stata dedicata alla vivibilità della piazza con l'installazione di un moderno impianto di illuminazione a LED pensato per garantire sicurezza ed efficienza energetica. Sono state inoltre collocate 22 nuove panchine per offrire maggior comfort ai cittadini. Il riassetto complessivo si è concluso con la rimodulazione degli stalli di sosta.
A Messina riapre la cripta del Duomo, una chiesa sotterranea alla cattedrale realizzata nell'XI secolo. I lavori della soprintendenza hanno messo in sicurezza l'accesso, ingresso gratuito sino a settembre. Il servizio. In centinaia in fila e con il naso all'insù per ammirare gli stucchi barocchi della chiesa sotterranea della cattedrale di Messina. Torna nuovamente aperta al pubblico la cripta del Duomo dopo l'accurato restauro diretto dall'architetto Mirella Vinci. È il frutto di un lavoro di squadra tra arcidiocesi, comune, regione siciliana e soprintendenza per renderla finalmente accessibile in sicurezza. Un lavoro non facile né breve, avviato nel 2009 grazie al FAI che riaccese i riflettori sulla cripta con le giornate di primavera. Quindi il finanziamento della Regione, 500.000 euro per recuperare un reperto risalente a 1081, realizzato per volontà del re normanno Ruggero II e che venne poi distrutto e ricostruito dopo i terremoti del 1783 e del 1908. Abbiamo tirato fuori, come dire, dalle scialbature novecentesche, ecco, abbiamo recuperato con questa pulitura anche brani di tutti i rifacimenti novecenteschi, quindi tutto un apparato pittorico che era stato voluto anche realizzato grazie anche con un progetto iconografico preciso della diocesi di Messina. Uno scrigno nascosto che adesso si inserisce nell'offerta turistica, religiosa e storico-culturale della città. E questo sito si collega con quello che già è lo splendore del nostro Duomo, dei nostri tesori, del campanile, quindi un polo attrattivo culturale ma soprattutto religioso. Visite consentite domani dalle 9.30 alle 16, dal 4 giugno fino a settembre dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30. In questa prima fase l'ingresso sarà gratuito. Adesso la politica. Anthony Barbagallo è stato riconfermato segretario regionale del Partito Democratico, ma non si placano le polemiche interne. Partito sostanzialmente diviso, con le correnti Bonaccini e Orfini dure nei confronti del segretario vicinissimo a Elly Schlein. Il servizio di Orazio Longo. I dati dell'affluenza testimoniano un partito in salute. Così taglia corto Anthony Barbagallo, riconfermato alla guida del PD in Sicilia, commentando l'epilogo di un congresso regionale con tante polemiche nei confronti dello stesso segretario uscente riconfermato, rimasto unico candidato per la segreteria regionale dopo la rinuncia delle correnti che fanno capo a Bonaccini e Orfini. Un partito che esce rafforzato e con la consapevolezza che in questa terra il riscatto è possibile. Vicinissimo alla segretaria nazionale Elly Schlein, Barbagallo ha confermato che anche in Sicilia il PD lavorerà al cosiddetto campo largo, puntando all'alleanza con 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra. Il partito siciliano tradizionalmente vive i congressi con un po' di tensione di troppo. Il compito che io per primo ho, ma tutta l'area di maggioranza del partito, è quella di ricostruire, tendere la mano, alimentare il dibattito e il confronto negli organismi, ed è quello che faremo. L'obiettivo è che uniti siamo tutti più forti. Un bis per Barbagallo, che però non sembra possa nell'immediato placare lo scontro tra le correnti, con lo spettro degli addii dietro l'angolo. Barbagallo ha perso il referendum che ha imposto su se stesso dilaniando il partito, dice Antonio Rubino, componente della direzione nazionale del PD, sottolineando come solo il 45% degli aventi diritto lo abbia sostenuto. La verità è che la sua scellerata linea politica è stata clamorosamente bocciata, nonostante fosse candidato unico e con regole scritte su misure. Adesso si fermi e non faccia altro male al PD, conclude Rubino. E adesso parliamo della cannabis terapeutica preparata nella farmacia dell'ospedale Umberto I di Siracusa. Si tratta del primo laboratorio aziendale in Sicilia ed è una novità che permette di aprire l'offerta per i pazienti, ma anche un risparmio economico per l'ASP. Il servizio di Francesco Aloi. La cannabis, quella medicinale, si prepara anche in ospedale. Nella farmacia dell'Umberto I di Siracusa entriamo nel primo laboratorio aziendale in Sicilia. Questo comporta anche un risparmio per l'azienda, perché la preparazione viene fatta all'interno della farmacia con il personale dell'azienda. Così la Spotto fa da apripista a quello che dovrà accadere in ogni azienda sanitaria. Un modo per ampliare l'offerta terapeutica in base all'esigenza di ogni
ogni paziente. È la prima azienda in Sicilia che si è attivata in tal senso e che potrà garantire la fornitura di questi farmaci a tutti i pazienti che ne hanno bisogno con prescrizione specialistica. È qui che si prepara tutto, seguendo un procedimento certamente non facile. Prepariamo gli oli e le cartine direttamente dalle infiorescenze, quindi semplicemente vengono triturate le infiorescenze e preparate le cartine con il dosaggio prescritto. Per quanto concerne gli oli, noi utilizziamo una tecnica nuova che è quella della diluizione. Qualsiasi cosa o sostanza può essere utilizzata bene o male, come la cannabis. Forse non tutti sanno che può diventare importantissima, se non fondamentale, per alleviare il dolore. E adesso ci fermiamo, una piccola pausa, poi al rientro tanto sport, calcio, basket, insomma tanto per tutti i gusti, dopo la pubblicità. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro telegiornale. Apriamo la pagina dello sport, cominciamo con il calcio, cominciamo con il Palermo, perché il matrimonio con il nuovo tecnico Pippo Inzaghi sembra vicinissimo e potrebbe essere celebrato probabilmente questa settimana, perché le parti sono d'accordo su tutto. Il servizio di Marco Gullà. A meno di clamorosi ribaltoni o colpi di scena, sarà Pippo Inzaghi il nuovo allenatore del Palermo. Il tecnico, che ha chiuso la sua avventura a Pisa dopo la promozione in Serie A, avrebbe già dato l'ok al trasferimento in rosanero. Le parti sono d'accordo su tutto, ma prima di lasciarlo andare, il Pisa vorrebbe avere tra le mani un sostituto. In pole c'è Gilardino e Pirlo, e poi anche Vanoli. Inzaghi sarà libero di sedere nella panchina del Palermo tra metà e fine settimana. Il tecnico ha già chiesto al club rosanero di non cedere calciatori come Brunori e Poyampalo. Il Palermo ripartirà da loro, dai loro gol. Inzaghi li vorrebbe al fianco e non come li utilizzava Dionisi, che a breve comunque rescinderà il contratto che lo lega al Palermo. Resterà invece come direttore sportivo Carlo Osti, che rinnoverà il suo contratto con il club di Viale del Fante a breve. Work in progress, la sede del ritiro probabilmente sarà in Valle d'Aosta. Poi sarà tempo di mercato e di trattative per irrobustire la rosa. Adesso parliamo di basket, perché nella semifinale scudetto Brescia vince contro Trapani, anche in gara 2, mercoledì gara 3 si giocherà a Brescia. Adesso solo un miracolo potrebbe rimettere in corsa i Granata, il servizio di Franco Cammarasana. Nella semifinale scudetto la Germani Brescia espugna anche in gara 2 il Palasciark. Vince col punteggio di 77-85 e riduce quasi a zero le speranze del Trapani Shark di disputare una finale scudetto. Anche stavolta hanno fatto la differenza la solidità difensiva di Brescia e l'esperienza di campioni come Bilan, Dou, Ivanovic e Della Valle. Trapani pertanto è stata costretta sempre a inseguire, ricacciata indietro ogni qualvolta si portava sotto. Sul 77-80, a poco più di un minuto dal termine, Ivanovic e Della Valle siglavano i canestri decisivi e chiudevano il match a proprio favore. Mercoledì si va a Brescia per gara 3. Solo un miracolo però potrebbe rimettere in corsa la squadra siciliana. Adesso il calcio 5, la Meta Catania batte per 3-2 l'Avellino e vola in semifinale scudetto, decide un gol di Becao ai supplementari. Festa grande per i 3.000 spettatori e tifosi al Palacatania. Il servizio di Tonino De Man. Il cuore oltre l'ostacolo per una vittoria fortemente voluta e giustamente ottenuta. La Meta Catania batte al photo finish la Sandro Abate e vola in semifinale scudetto. Finisce 3-2 con il pubblico a far festa sugli spalti. Apre le marcature Turmena dal dischetto, la sua precisa conclusione fa esplodere i 3.000 del Palacatania. Subito dopo arriva anche il raddoppio, ma all'ultimo secondo della prima frazione una sfortunata deviazione di Bocao riapre il match. Avellino continua a premere, ma Sichera è decisivo tra i pali. La Meta sfiora più volte il tris con Andersen e Turmena, ma a pochi secondi dalla fine subisce il paribeffa siglato da Galletto. Si va ai supplementari dove regna l'equilibrio. A spezzarlo ci pensa Bocao, ma gran parte del merito è di Capitan Musumeci. È il 3-2 che fa esplodere di gioia il Palacatania. Finale thrilling, Turmena doppio giallo lascia la Meta in inferiorità numerica. L'Avellino assedia il fortino catanese che regge fino al suono della sirena. Poi la gioia incontenibile in campo e sulle tribune. Per la Meta il sogno tricolore continua.
Questa è l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, vi ricordo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà questa sera alle 20. Vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata a tutti.